Il più cordiale saluto amici della Wisport, Antonio Correa per raccontarvi della 23esima giornata del campionato di promozione siciliana. Per il girone C dal comunale di Acireale si affrontano Real Aci e Città di Messina, i ragazzi di mister Seminara che nell'ultimo turno sono usciti sconfitti dalla trasferta di San Biagio per 3-1 e adesso sono all'ottavo posto in classifica a -7 dal Città di Messina di mister Bellinvia, che oggi si andrà a vedere con molteplici assenze che lo costringeranno a attingere dal vivaio degli allievi regionali. Nel dettaglio l'unico titolare è quello formato dal portiere Maisano, linea difensiva a 4 con Balastro, Cordima, Leo e Quintoni. Il trio di centrocampo sarà formato dal Play Cardia, ai suoi lati agiranno Silvestri e Alessandro. Il trio offensivo col pivot Codagnone, ai suoi lati Giove e l'esordiente Arena. Con l'ausilio delle nostre immagini passiamo dunque a raccontarvi di questo primo tempo che vedrà il Città di Messina attaccare da sinistra verso destra i posti teleschermi, viceversa ovviamente il Real Aci ci prova subito il Città di Messina, che qui con Cardia riconquista il pallone, se la porta sul sinistro, lo prova, ma qui il portiere Leotta in due tempi va a disinnescare il tentativo del capitano giallorosso. Ancora Città di Messina in avanti, qui c'è un traversone, ancora Cardia, il più lesto di tutti, che ci prova di testa, il pallone però va alto. Sempre gli ospiti in avanti, qui Codagnone difende il pallone come sa, scarica dietro per Cardia che prova a metterla in mezzo, il pallone colpito da Silvestri va al lato però della porta difesa da Leotta. Ci sono anche dei cenni a dir poco lievi di Real Aci in campo, qui un tentativo del numero 10 Alidou, l'azione poi prosegue con la conclusione di Patanè che col sinistro però non crea nessun tipo di problema al portiere Maisano. Il Città di Messina allora ci riprova, qui il traversone in mezzo di Quintoni, tocca Silvestri, non tocca Codagnone che qui forse è stato ingannato dal tocco del compagno. Ancora Città di Messina che qui con Codagnone si procura un calcio di punizione, vediamo qui il portiere Leotta dare indicazioni alla barriera sul punto di battuta. Cardia e Quintoni che tocca il pallone con il sinistro, è un bellissimo tentativo il suo, ma si supera il portiere Leotta che qui vediamo a rallenti disinnescare il tentativo di Quintoni e il risultato resta dunque di 0-0. Vediamo qui che poi sarà l'ultima occasione di questo primo tempo, che infatti si chiuderà a reti inviolate. 0-0 fra Real Aci e Città di Messina. Vedremo se nella seconda frazione mister Bellinvia riuscirà a dare la carica giusta ai suoi per imporsi in questa difficile trasferta di Acireale, gara fondamentale per la corsa playoff dei giallorossi. Nel frattempo siamo partiti con l'ausilio delle nostre immagini con il secondo tempo. Subito Alessandro al centro per Cardia che sblocca il risultato. Sono passati nemmeno 2 minuti e il capitano Cardia porta avanti i suoi. Riapprezziamo a rallenti la trasformazione di testa di Cardia, lasciato completamente solo dalla difesa del Real Aci. Sfrutta quindi l'assist da parte di Alessandro e porta avanti i suoi. Saranno pochissime le emozioni di questo secondo tempo, a parte questa conclusione da parte di Febbraio che prova a impensierire Maisano. Ci sarà poi un cambio, problemi muscolari per Giove, entrerà al suo posto Scarfi e sarà anche l'ultima emozione di questa partita. Infatti triplice fischio del direttore di gara Borriello. Il Città di Messina continua la sua corsa playoff vincendo sul campo Real Aci. Da Antonio Correa e dalla Wisport è tutto, alla prossima.